Buon pomeriggio a tutti dall'Arcoveggio di Bologna. Si comincia con una prova per validi 2 anni. In 6 dietro le ali dell'Autostart, 1 Every Gams, Pietro Gubellini, 2 Estel Dark, Salvo Cintura, 3 Axis Club, Cesare Ferranti, 4 MP Phil, Marco Stefani, 5 Extra Time AS, Lorenzo Baldi, 6 Edward, Giuseppe De Filippis. Con calma proprio Edward. La macchina prende velocità e li lascia. Con calma anche Every Gams. Extra Time AS, che è veloce dall'esterno, cerca di andare a chiedere strada ad Estel Dark. Passa a condurre all'imbocco della prima curva la FaceTime Bourbon di Lorenzo Baldi. Estel Dark in seconda posizione, in terza MP Phil, poi Axis Club, quindi ancora Every Gams alla retroguardia Edward. 14,7 per i primi 200 metri di corsa, con la battistrada che si distende bene al comando. Guadagna un paio di lunghezze nei confronti di Estel Dark, quando i primi 400 metri se ne vanno in 30 spaccato. In vantaggio Extra Time AS, sempre con quelle 3 lunghezze su Estel Dark, un paio di lunghezze ancora MP Phil che precede Axis Club, la quale si muove all'esterno in anticipo su Every Gams, sempre alla retroguardia Edward. Davanti alle tribune Estel Dark prova a rifarsi sotto su Extra Time AS, che ha leggermente ridotto il ritmo, cioè 31 per questi 400 metri, 1:1 la metà gara. Risale allo scoperto Axis Club, scavalcando MP Phil, cercando di portarsi a lato di Estel Dark. Intanto Extra Time AS al comando completa il primo chilometro in 1:17, un'altra frazione in 16. Si avvicina Axis Club all'esterno portandosi in scia Every Gams. È richiesta la leader per provare a ripartire. Extra Time AS sotto la minaccia di Axis Club, la quale mette qualcosa avanti all'avversario con una frazione in 15,7 di là, 1:32,7 3/4 di miglio. È passata Axis Club nei confronti di Every Gams, poi anche Edward in mezzo alla pista. Axis Club in vantaggio nei confronti di Every Gams, poi Edward la retta d'arrivo con Axis Club che è in evidenza su Every Gams che infila l'open stretch. Axis Club in vantaggio, arriva anche Edward a centropista, Every Gams di dentro, Every Gams che va su Axis Club, Every Gams che nel finale vince su Axis Club. Al terzo posto molto bene Estel Dark, che era rimasta nella scia di Extra Time AS. 1:16,7 ragguaglio cronometrico, 2:3,5 il totale. La vittoria di Every Gams. Pietro Gubellini che allena e guida per il Bareggio Team, la figlia di Maharaja e Tiffany Gams, che rivediamo nel finale infilare di dentro una valida Axis Club che se l'era fatta all'esterno. Terza Estel Dark, 1:32, l'ordine d'arrivo molto probabile della prima.